Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quel che si dice intorno ai neni, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del buco. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle banche di una cattedrale porta alla sagrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva a vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Grazie veramente. Grazie alla Fondazione Mediterraneo e al Comune di Sestri che ci hanno aiutato. Grazie a Marco Sorborini che si è fatto in 75 oggi a risolvere anche il problema dei fischi. E al tecnico Luci. Ma grazie come sempre soprattutto a Fabrizio e Andrea che ci hanno fatto ritrovare qua questa sera. L'applauso è sempre per lui più grosso.